Eccoci insieme anche oggi. Torniamo a parlare di un argomento che interessa, ahimè, molte persone. Quindi torniamo a parlare del crack delle banche popolari venete. Lo facciamo con Paolo Emilio Quaggetto, avvocato, esperto di diritto bancario e societario. Sulla vicenda spesso una voce fuori dal coro. E devo dire che i suoi interventi godono sempre di titoli anche fantasiosi, interessanti e creativi. Da uno di questi abbiamo tratto il tema della nostra puntata, miti, riti e detriti. Li possiamo in qualche maniera declinare? Quali sono i miti, riti e detriti? Sì, diciamo subito miti, riti e detriti è un titolo che poi è stato riportato in un intervento che ho fatto sul Corriere della Sera Veneto, in cui ho voluto sintetizzare sostanzialmente quelli che sono gli aspetti focali di tutta questa vicenda che anche alla luce degli accadimenti attuali assume sempre però i contorni di una odissea in cui c'è una specie di gioco di ruolo tra i buoni tra virgolette e i cattivi tra virgolette, però chi paga in questa ideale e purtroppo non tanto ideale ma fattiva odissea sono sempre i risparmiatori. Io ho voluto un attimo smitizzare certa retorica con l'articolo sul Corriere che lei citava, dal titolo appunto miti, riti e detriti, ho voluto un po' smitizzare la retorica che si faceva e che si legge anche sulla stampa, che si leggeva all'epoca e anche diciamo attualmente su alcune figure come quella dell'azionista che per partito preso dovrebbe essere appunto un azionista truffato e in quanto tale appunto titolare di un diritto di rimborso, cosa ovviamente che non è così automatica, cioè non sussiste un automatismo risarcitorio solo dal semplice fatto di essere azionista, perché l'azionista in tutte le società è colui che partecipa a rischio di impresa. Per cui l'azionista nel caso delle popolari venete può avere un diritto al risarcimento soltanto a determinate condizioni, e cioè quando l'acquisto di azioni è stato determinato o il mantenimento del pacchetto azionario è stato determinato da una falsa rappresentazione della realtà economica societaria fatta appunto dagli amministratori. Per cui appunto purtroppo invece il messaggio che passa è quello che dell'azionista truffato tout court, cioè dell'azionista che solo in quanto tale avrebbe diritto al risarcimento, cosa ovviamente che crea false illusioni e non corrisponde al vero. Abbiamo anche visto recentemente, anzi è di questi giorni, appunto la notizia dei sequestri a fine marzo presso l'abitazione del signor Zonin a Vicenza. Sono sequestri disposti dal GUP di Vicenza, dottor Venditti, aventi ad oggetto i beni che sono stati ceduti, aventi anche ad oggetto i beni che sono stati ceduti da Zonin a familiari o terzi a titolo gratuito. Ciò che si è realizzato, intanto stiamo parlando di un provvedimento di sequestro conservativo disposto a febbraio ed eseguito a marzo, per cui dopo 2 mesi dal suo provvedimento, dopo 2 mesi dal provvedimento si sono presentati gli ufficiali giudiziari e hanno trovato quello che hanno trovato, di certo beni nettamente inferiori ai 19 milioni autorizzati, beni tra l'altro rinvenuti nell'abitazione di proprietà del figlio, di cui ovviamente se ne presume la proprietà di questi beni, tant'è vero che il figlio ha impugnato il provvedimento. Stessa cosa dicasi per il sequestro conservativo eseguito 2 o 3 giorni dopo, una settimana dopo, presso la residenza di Donini in centro storico a Vicenza. Anche qui hanno aperto la cassaforte e hanno trovato ben una banconota da 100.000 lire e alcuni scellini ed anche un quadro come rinvenuti. Ecco, qui poi c'è la questione un po' singolare di questo Tintoretto. Intanto hanno sequestrato quadri antichi, pare, tutti quanti senza autentica. Io metto lì dei puntini in sospensione. Poi c'è questa ipotesi di questo Tintoretto che non si sa se sia, perché manca anche l'autentica al Tintoretto, non si sa quindi se sia effettivamente attribuibile, ovviamente cambierebbe, se fosse o scuola o attribuito al Tintoretto stesso, cambierebbe il valore. Come si può fare per determinare questo? Bisogna nominare un perito che molto probabilmente costerà quasi 500.000 euro, perché questi sono i costi della perizia di quadri di quel valore, a spese ovviamente dei contribuenti che dovranno magari pagare questa perizia. Però al netto di questo, quello che
va evidenziato è la sostanza, cioè la sostanza è che intanto si è sequestrato beni di valore ben inferiore ai 19 milioni. Cosa succederà di questi beni? Saranno sì a favore delle parti civili nel processo crack della Popolare di Vicenza, ma verranno distribuiti solo se, intanto bisogna aspettare i 3 gradi del giudizio, bisogna aspettare una condanna definitiva, quindi soltanto con l'esaurimento di 3 gradi di giudizio e con una condanna definitiva i beni potranno essere venduti all'asta e il ricavato redistribuito tra le parti civili che avranno dimostrato il loro diritto risarcitorio. Quindi questa è la situazione attuale delle garanzie che possono avere i risparmiatori meritevoli che si sono costituiti parti civili nel processo penale a Vicenza. Cioè garanzie poco sopra lo zero, mi pare di intendere. Guardi, le associazioni hanno stimato per entrambe le banche un credito risarcitorio di circa 1 miliardo. Due banche Popolari di Vicenza esatto, e Veneto Banca, per cui stiamo parlando veramente di cifre che tra l'altro, ricordiamo al netto dell'azione di rivendica dei proprietari, perché il sequestro è stato concesso sui beni ceduti a terzi da Zonin, per cui in cui i proprietari dovranno dimostrare, cioè i soggetti che sono visti sequestrare i beni perché i beni mobili sono stati rinvenuti nella casa di proprietà del figlio, quindi si presume la proprietà, il figlio è già impugnato, per cui è anche possibile che ci sia un dissequestro nel corso del procedimento. Sorte peggiore, se è possibile, è toccata ai risparmiatori di Veneto Banca, perché i risparmiatori di Veneto Banca hanno subito pochi giorni fa il trasferimento di competenza tra la Procura di Roma e la Procura di Treviso, che si è dichiarato il GUP dottor Ferri di Roma, è un giudice. Il giudice dell'udienza preliminare, ha dichiarato l'incompetenza territoriale della Procura di Roma a favore della Procura di Treviso. E non è detto che la Procura di Treviso mantenga la competenza, perché a sua volta la Procura di Treviso potrebbe dichiararsi incompetente e rimettere tutto a Roma. Questo è un balletto che noi abbiamo già visto l'anno scorso, con un provvedimento di sequestro di 106 milioni per una sanzione amministrativa, in cui la Procura di Vicenza ha demandato la competenza a Milano, cioè tra Milano e Vicenza si sono rivendicate la competenza, la questione è finita in Corte di Cassazione, la Corte di Cassazione ha deciso che il competente per questo provvedimento di sequestro è la Procura di Vicenza, che ha eseguito il sequestro, che ripeto è quei famosi 106 milioni rinvenuti in un conto corrente della Popolare di Vicenza, che sono ovviamente stati dati allo Stato perché si tratta di una sanzione amministrativa. Ricordiamo poi che oltre ad aver dismesso la propria competenza è la stessa Procura che 2 mesi prima aveva emanato un'ordinanza che permetteva la chiamata in giudizio di Banca Intesa quale responsabile civile dei reati di aggiotaggio e di impedito controllo. Un'ordinanza che io stesso ho criticato e che in quanto appunto poco convincente, salvo poi appunto la stessa Procura di Roma, dopo 2 mesi dall'emanazione di questo provvedimento, scoprirsi incompetente a decidere, e quindi questo provvedimento è decaduto e rimanda tutto a Treviso. Treviso che ovviamente non potrà limitarsi, secondo me, ad un mero rinvio a giudizio, ma dovrà riprendere in mano tutta la questione, magari sentire nuovamente gli indagati, i testimoni, con forte rischio di prescrizione a questo punto. Qual è il risultato? Quello che anticipavo prima. Un dato certo di tutta questa operazione di trasferimento di competenza è che i risparmiatori che sono costituiti parte civile, sono circa 4.000 parti civili che sono costituite a Roma, non solo hanno perso tempo, ma hanno perso anche 1,5 milioni di euro, perché sono i costi che i risparmiatori hanno supportato per la costituzione di parte civile, quindi sono andati all'erario, con il paradosso un po' sarcastico, anche se ci sarebbe da piangere, che lo Stato rientra dei soldi anticipati d'intesa a spese proprio dei contribuenti, dei risparmiatori che doveva tutelare. Ricordiamo poi che per entrambe le banche pende il giudizio di insolvenza, perché l'insolvenza sono 2 banche nei confronti dei quali la BCE il giugno dell'anno scorso ha dichiarato lo stato di dissesto e sui quali appunto non è stata ancora dichiarata l'insolvenza di entrambe le banche. Insolvenza che potrebbe avere degli effetti positivi per i risparmiatori perché
si applicherebbero le norme fallimentari, per cui sto parlando di revocatori fallimentari e di bancarotta. Quindi nei reati di bancarotta ci sono pene più gravi, più pesanti e un limite di prescrizione più ampio. Le revocatorie fallimentari sono importanti perché in questo caso si potrebbe agire revocatorie contro i prestiti effettuati dalle banche verso appunto dei soggetti magari facoltosi. Qual è però il punto? Il punto è che se per quanto riguarda... ancora un minuto circa. Sì, se per quanto riguarda la Popolare di Vicenza la dichiarazione di insolvenza sembra quasi scontata, io personalmente la escludo per quanto riguarda Veneto Banca per due ordini di ragioni. Primo, perché la procura contesta a Veneto Banca il mancato pagamento del prestito obbligazionario scadente il 21 giugno, ma sappiamo, è noto che questo prestito non è stato pagato perché il termine di pagamento è stato rinviato. Notizia di questi giorni è che i vescovi, la CEI, la conferenza episcopale, aveva in quei giorni disposto un bonifico di 200 milioni di euro a favore di Veneto Banca, che non è stato possibile a titolo di 8 per 1000, ricavato 8 per 1000, che non è stato possibile effettuare proprio perché è intervenuta successivamente la dichiarazione di rischio di dissesto da parte della BCE. Quindi io escludo per Veneto Banca, a mio avviso, che si possa arrivare ad una sentenza di una dichiarazione di insolvenza, per cui nei confronti di Veneto Banca non saranno molto probabilmente possibili l'esperimento appunto di azioni revocatorie. Grazie, con un sorriso possiamo dire che questa è la ringa dell'avvocato Paolo Quaggetto. Ovviamente stiamo scherzando, ma era impossibile interrompere un appassionato racconto che interessa davvero tantissime persone. Purtroppo. Lui, lo ricordo, è avvocato esperto in diritto bancario e societario e, come avete sentito, insomma, una voce fuori dal coro rispetto al mainstream che induce a speranza i risparmiatori. Mi pare che qua, insomma, la situazione non sia come viene disegnata. Grazie. Grazie a voi. A voi, alla prossima. Buonasera, buongiorno.